Da oggi torna fruibile la piscina comunale di Favara. Il lavoro di ripristino dell'impianto di approvvigionamento idrico eseguito dai dipendenti dell'ente ha reso possibile la riapertura al pubblico della struttura chiusa da giovedì scorso. In una nota, l'assessore comunale allo sport, Angelo Messinese, afferma che l'amministrazione comunale si è adoperata in questi mesi per favorire la regolare apertura di questo importante impianto, proprio in virtù, continua la nota, dell'interesse pubblico che esso riveste. A tal fine, aggiunge Messinese, sono state condotte estenuanti sacrifici da parte dei lavoratori che sono impegnati presso i locali della piscina comunale, al fine di non penalizzare gli utenti e allo stesso tempo, conclude, garantire l'efficienza ed i benefici per la comunità. Riaperto l'impianto, però, rimangono le carenze di indicazioni e segnalazioni stradali per raggiungere la struttura sportiva di Contrada Pioppo, come segnalatoci lo scorso 22 gennaio da uno spettatore del campionato regionale MSP di nuoto svoltosi a Favara. Non essendo della zona, ovviamente abbiamo avuto notevoli difficoltà perché non c'era nessuna indicazione né fuori dal centro né dentro il centro di Favara che indicasse dove si trovava la piscina. Come avete fatto ad arrivare? Abbiamo dovuto almeno chiedere a una decina di persone di volta in volta. Noi abbiamo dormito ad Agrigento, quindi abbiamo chiesto in paese dove si trovasse la piscina e molti non sapevano indicarci ed è un peccato perché è una struttura veramente molto bella, quindi che merita probabilmente di essere un pochino pubblicizzata. Vista l'importanza della struttura ed il notevole costo che quest'ultima ha per le casse comunali, ci auguriamo che meglio venga adoperata e che si possano collocare adeguate segnaletiche stradali anche nelle principali arterie di riferimento, ovvero le statali 115, 189 e 640, così da indirizzare gli atleti di altre città nel luogo giusto.